Dello stadio dei Salaci di Cammarata i biancoazzurri si sono imposti con il risultato finale di 2-0. Le reti sono state siglate dall'attaccante Giacomo Parigi all'8° del primo tempo e dal terzino sinistro Michele Canale al 24° della ripresa. Buona la prova del collettivo alla ricerca della migliore condizione fisica, in evidenza l'ultimo arrivato in casa Acragas, l'attaccante romano Filippo Franchi, schierato sulla fascia destra nel ruolo di esterno di centrocampo. Per il centravanti Parigi è il terzo gol in altrettante amichevoli disputate. La difesa si è ben comportata e non ha mai corso seri pericoli. Soddisfatto alla fine gara l'allenatore di Napoli. È stato un altro buon test, ha dichiarato, che ci permette di migliorare la condizione atletica e l'intesa tra i reparti. I ragazzi hanno messo in campo i principi su cui abbiamo lavorato in questi giorni, ma queste partite servono soprattutto a fare allenamento a livello di minutaggio. Per l'atteggiamento che stanno mostrando sia i nuovi che i vecchi sono soddisfatto. L'Acragas amichevole contro il Camarat si è subito allenata questa mattina in città. I giocatori biancazzurri hanno svolto un lavoro di scarico in piscina. La seduta in acqua è iniziata alle 8:30. Pomeriggio libero invece per la squadra che tornerà a lavorare domani, martedì 8 agosto, con una doppia seduta allo stadio Esseneto. La società Acragas Città dei Templi comunica inoltre che mercoledì 9 agosto alle ore 16 i biancazzurri di Mister di Napoli ospiteranno allo stadio Esseneto di Agrigento con la squadra del Canicattì, neopromossa in eccellenza, un allenamento congiunto che mira a creare situazioni utili sia ai tecnici che ai giocatori per focalizzare l'attenzione su particolari situazioni di gioco da ottimizzare per entrambe le squadre. L'allenamento congiunto è a porte aperte.